Bene, buongiorno, benvenuti a tutti voi. Iniziamo i nostri lavori leggendo i nomi di chi si è giustificato. Sono i soci effettivi Zacher, Richter, Benzoni, Minelli, Scandellari, Zalin, Ceccon, Gullino, Pecorari, Fornasini, Dal Piaz, Limentani, Calabi, Varanini, Vallerani, Barbieri, Brunello, Rungaldier, Angrilli, Dalpaus, Ivetic, Lazzarini e Belloni, e i nostri soci residenti corrispondenti: Auzzas, Marcato, De Felice, Barbante, Marani, Bellina, Franchini, Sartor, Cardin, Pilastro, Costoris, Mazzarolli, Mietto e Orlandini. Corrispondenti non residenti: Capaccioli, Doglio, Maier, Rodriguez, Stussi, Poli, Gibellini. Soci stranieri: Besomi e Wolters. Iniziamo la adunanza di oggi dando la parola al socio Dalmaso, Gianni Dalmaso, che prego di venire al microfono e ci ricorderà il socio Mario Miranda. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Poco più di un anno fa Mario Miranda veniva a mancare, era stato socio di questo istituto per più di 30 anni. Sicuramente è stata una figura molto importante nell'ambito dell'analisi matematica, sia a livello italiano che internazionale. È anche importante sottolineare il ruolo che lui ha avuto nello sviluppo del Dipartimento di Matematica dell'Università di Trento. Fu chiamato lì praticamente dalla fondazione del Dipartimento e ha contribuito moltissimo allo sviluppo, e se oggi il Dipartimento di Matematica di Trento è considerato ai massimi livelli in Italia, questo si deve in gran parte alla sua opera. Qui adesso percorro brevemente le varie tappe della sua vita. Nacque a Felettino nel 1937, si tratta di un paese in provincia di Frosinone. Poi fu studente di matematica a Pisa, alla scuola normale che vediamo qui in questa fotografia, e si laureò nel 1959 con Alessandro Faedo, che è ritratto nell'altra fotografia. Alessandro Faedo fu a lungo rettore dell'Università di Pisa ed è una figura molto notevole nella storia dell'Università di Pisa, e soprattutto per lo sviluppo della matematica a Pisa, perché durante il periodo del suo rettorato lui fu in grado di attrarre sia a Pisa Università che alla scuola normale dei matematici di prim'ordine, quindi portando molto in alto il livello della matematica pisana. E tra le persone che Faedo riuscì ad attirare ci fu anche Ennio De Giorgi, che è considerato uno dei massimi matematici italiani del XX secolo. Qui vediamo una fotografia giovanile che forse non si riferisce a quegli anni, ma a qualche anno prima. De Giorgi venne alla scuola normale pochi mesi dopo sostanzialmente la laurea di Mario Miranda, e Mario Miranda cominciò subito a lavorare con De Giorgi, e l'influenza di De Giorgi fu importantissima per gli sviluppi poi successivi dell'attività scientifica di Mario Miranda. E questa collaborazione, che all'inizio naturalmente era solo una collaborazione scientifica, divenne presto una vera e propria amicizia, e durò per tutta la vita di De Giorgi, che si spense nel 96. Ecco, il tema al quale si dedicò Mario Miranda, soprattutto all'inizio su iniziativa di De Giorgi, fu lo studio delle superfici di area minima. Questo è un campo molto importante dell'analisi matematica, in particolare di quel ramo dell'analisi matematica che si chiama calcolo delle variazioni, che si occupa di problemi di minimo.
E Miranda ottenne nella sua carriera risultati di grandissimo rilievo in questo campo che gli dettero una grande visibilità a livello internazionale. Qui vediamo diciamo, nella immagine la copertina del libro scritto da Miranda insieme con Umberto Massari, che era stato suo allievo nel periodo in cui Miranda stava all'Università di Ferrara, e poi appunto collaborarono su questo argomento. Qui, diciamo, se uno vede il titolo, Minimal Surfaces, appunto superfici minime, e dico dimensione 1, magari per i non matematici spiego brevemente di che si tratta senza entrare nel tecnico. Il problema delle superfici minime è uno di quei problemi che si può descrivere molto facilmente. Si tratta di avere una curva chiusa nello spazio e diciamo di cercare tra tutte le superfici che si appoggiano a quella curva quella che ha area minima. Diciamo, il problema è facile da diciamo, descrivere, poi diciamo, bisogna risolverlo e c'è anche diciamo, tutta una serie di varianti che interessano i matematici per studiare lo stesso problema in spazi di dimensione diversa dallo spazio di dimensione 3 in cui viviamo normalmente. Quindi diciamo, ci sono dei problemi in cui si studia l'analogo di questo in spazi di dimensione n, e a questo punto diciamo, si distingue tra il caso in cui le superfici che si studiano hanno una dimensione, chiamiamola k, naturalmente più piccola della dimensione dello spazio ambiente, se k è uguale proprio a n-1, cioè diciamo, la differenza delle dimensioni è di 1, siamo nel caso che è descritto in questo libro di superfici di codimensione 1. E diciamo, la teoria sviluppata da De Giorgi, Miranda e altri collaboratori diciamo, ha risultati completi nel caso della codimensione 1 e invece diciamo, serve come un punto di attacco per studiare anche problemi in codimensione diversa. Ecco, qui non voglio dilungarmi sull'elenco di tutti i riconoscimenti ottenuti da Mario Miranda, menziono solo l'invito a tenere una conferenza all'International Congress of Mathematicians a Nizza nel 1970. Questo diciamo, è un riconoscimento notevole perché questi congressi dei matematici si svolgono una volta ogni 4 anni e quindi è chiaro che invece l'invito a tenerci una conferenza è diciamo, un riconoscimento notevolissimo. Poi naturalmente diciamo, tra gli altri riconoscimenti c'è anche stato quello di essere socio di questo istituto e diciamo, Mario Miranda fu anche socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Ecco, qui adesso apro una breve parentesi personale perché diciamo, io stesso fui studente a Pisa una ventina d'anni dopo, diciamo, anche perfezionando la scuola normale e diciamo, il mio relatore, lo stesso Ennio De Giorgi di cui abbiamo parlato prima, e qui vediamo una fotografia degli ultimi anni della sua vita, e anch'io poi ho studiato problemi di minimo un po' diversi da quelli delle superfici minime studiati da Mario Miranda, ma diciamo chiaramente le idee e le tecniche sviluppate per le superfici minime dovevano far parte del mio background. E in periodo in cui io fui studente perfezionando a Pisa, Mario Miranda aveva già lasciato Pisa, quindi in quegli anni non ricordo bene se magari lo incontrai giusto saltuariamente perché venne a fare un seminario, ma sicuramente diciamo, non ho avuto occasione di vederlo spesso, cosa che invece è successa successivamente nel corso di tutta la mia attività scientifica. E ricordo però che appunto per prepararmi al mio lavoro studiai attentamente i lavori di Mario Miranda e lo consideravo uno di quei matematici che avevano contribuito a gettare le basi del campo in cui io mi accingevo a lavorare. Sono rimasto ovviamente della stessa idea anche adesso con maggiore esperienza successiva.
Adesso torniamo alle vicende di Mario Miranda, il quale nel 69 vinse, diciamo, il concorso a cattedra e fu professore prima a Ferrara e poi a Genova. Nel 74 si trasferì a Trento e lì il Dipartimento di Matematica era stato fondato da pochissimo. E diciamo, l'impegno a Trento, diciamo, è una cosa importantissima nell'attività di Miranda e diciamo, caratterizza tutta la seconda parte della sua vita. E infatti ebbe un ruolo cruciale nello sviluppo del Dipartimento di Matematica e qui, diciamo, dalle informazioni che ho avuto, sembra che all'inizio questo Dipartimento fosse stato creato soprattutto in vista della formazione degli insegnanti scuola media e superiore a livello locale. Quindi, diciamo, il gruppo di politici, insomma, che aveva ottenuto i finanziamenti per il nuovo dipartimento aveva questo come finalità principale. Ecco, Miranda, di cui vediamo qui una foto che è stata fatta a Berkeley l'anno prima del suo trasferimento a Trento, nel 73. E Miranda insistette moltissimo che all'attività formativa a livello degli insegnanti si affiancasse una forte attività di ricerca, perché diciamo, giustamente riteneva che non avesse senso creare un dipartimento soltanto ai fini della formazione e un dipartimento per essere vivo deve, diciamo, svolgere attività di ricerca e ad altissimo livello internazionale. Ecco, qui abbiamo un esempio in questa foto che purtroppo è riuscita male perché è un fermo immagine di una cosa che sta su YouTube, di un'iniziativa di Mario Miranda nel 96, quindi passiamo rapidamente vari anni più tardi, in cui vediamo Mario Miranda al centro, a nostra sinistra c'è Nash e a destra De Giorgi. È un incontro diciamo tra matematici di altissimo livello mondiale che fu organizzato da Mario Miranda nell'ambito delle attività del Dipartimento dell'Università di Trento. E quindi adesso non è che si possa dire che tutti i matematici invitati da Miranda erano dello stesso livello, però diciamo, lui organizzò parecchi convegni con matematici di primo ordine e poi diciamo, fu in grado di attrarre a Trento al Dipartimento matematici di altissima qualità, tant'è vero che oggi, diciamo, il Dipartimento è considerato, come dicevo prima, tra i migliori d'Italia nell'ambito della matematica. Ecco, un'altra cosa da ricordare di sicuro è l'iniziativa di contribuire alla fondazione del CIRM, che è il Centro Internazionale per la Ricerca Matematica di Trento. Fu fondato nel 1978 e Mario Miranda ne fu a lungo presidente o direttore, forse si chiama così, diciamo, qui in questa foto che è del 2001 lo vediamo proprio al tavolo da lavoro come direttore del CIRM. E anche, diciamo, questa iniziativa dette parecchi frutti perché questo centro di ricerca oggi ha assunto un ruolo importantissimo nel panorama della ricerca matematica in Italia e anche a livello mondiale. Ecco, qui voglio sottolineare un aspetto particolare dell'impegno di Miranda per l'Università di Trento, perché è vero che ci furono vari altri matematici di rilievo che furono coinvolti nella nascita del Dipartimento di Matematica dell'Università di Trento, e naturalmente la loro attività fu molto importante nel far partire il Dipartimento. Però successe che alcuni di loro, dopo qualche anno, preferirono trasferirsi in altre sedi, diciamo, o per ragioni personali o perché considerate a quel tempo almeno più prestigiose dell'Università di Trento.
Invece Mario Miranda si impegnò poi per tutto il resto della sua vita a migliorare, potenziare moltissimo l'attività di ricerca matematica a Trento, e i risultati che ha ottenuto sono stati notevolissimi e soprattutto duraturi. E quindi diciamo oggi noi possiamo vedere i frutti di questa attività, frutti di altissima qualità, anche dopo che c'è stata la forzata interruzione dovuta alla sua lunga malattia, quindi diciamo questi frutti di altissima qualità io li considero l'eredità più preziosa che lui ci ha lasciato. Grazie per questo ricordo. Sospendo la seduta per qualche minuto.